Bentrovate e bentrovati. In questa clip, prima di occuparci di qualche costrutto con l'uso di verbi alla sarda, concludiamo l'analisi sull'uso del modo gerundio nel nostro italiano regionale. La professoressa Cristina Lavinio, nel suo articolo intitolato Aspetti grammaticali dell'italiano regionale di Sardegna, cui rinviamo per gli approfondimenti, ci ricorda l'uso del gerundio riferito a un soggetto implicito differente da quello della proposizione principale. Cioè, in Sardegna, espressioni come l'ho visto correndo o l'ho visto uscendo hanno non solo il significato che esprimono nell'italiano standard di l'ho visto mentre io correvo o l'ho visto mentre io uscivo, quindi con il soggetto del gerundio che è lo stesso di quello della proposizione principale, cioè io, ma esprimono anche il significato di l'ho visto correre, l'ho visto uscire, che è anzi il primo ad essere attivato in Sardegna quando si chiede anche a persone colte, tra cui studenti universitari e insegnanti, chi è che corre o chi è che esce in questi enunciati, in queste frasi. La risposta più frequente è lui, quindi osserviamo un cambio di soggetto, cioè tra la proposizione principale, io, soggetto sottinteso, l'ho visto, e la proposizione subordinata espressa con il gerundio, chi corre in Sardegna è una persona diversa rispetto a chi vede e quindi c'è questo cambio di soggetto. Anche l'indagine effettuata nelle scuole sarde nel 2007 ha fatto registrare una percentuale molto alta di opzioni preferenziali rispetto a l'ho visto mentre correva per la formulazione l'ho visto correndo, cioè c'era una domanda specifica nel questionario somministrato a centinaia e centinaia di ragazzi, ragazze, studenti delle scuole sarde, in cui dinanzi alla frase l'ho visto correndo, chi è che corre? Corro io o corre un'altra persona? Ebbene, la maggior parte dei ragazzi hanno risposto che correva un'altra persona. Hanno optato per quest'ultima risposta sia gli alunni di scuola primaria sia quelli della secondaria di primo grado e di secondo grado. In tutto 304 alunni su 513 della quinta primaria, quindi della vecchia scuola elementare, pari al 59%, e 670 alunni su 1037 delle scuole secondarie, cioè pari al 65%, hanno risposto che chi correva era un'altra persona. Quindi hanno considerato come standard questa modalità di utilizzo del gerundio che invece è regionale. La professoressa Lavinio evidenzia dunque come questo uso del gerundio, ad insaputa degli stessi parlanti, si sia trasferito dal sardo all'italiano non solo dopo i verbi provvisti di un tratto di sensorialità, come per esempio vedere, udire, eccetera, ma anche dopo verbi come pensare, immaginare o simili. E cita degli usi letterari come, ad esempio, lo pensavo lontano conversando, in standard dovremmo dire a conversare, silenzioso soltanto con se stesso, oppure ancora, prima che ci vedano qui dentro parlando,
in italiano standard dovrebbe essere a parlare di santi e di morti. Nella bibliografia essenziale che vi abbiamo suggerito trovate il libro intitolato Dimmi come parli, indagine sugli usi linguistici giovanili in Sardegna, curato da Cristina Lavinio e Gabriella Lanero, che presenta i risultati di questa ricerca a cui accennavamo, condotta nel 2007 sul modo in cui parlano e scrivono i giovani sardi. Ebbene, la Lavinio ci ricorda che la percentuale molto alta di risposte che privilegiano la forma regionale del gerundio supera anche quella, pure maggioritaria, che in tutti gli ordini di scuola faceva preferire la formulazione con l'accusativo preposizionale, cioè mamma lo chiamo a Luca, per esempio, rispetto a quella più standard e con uguale dislocazione a destra, mamma lo chiamo Luca. Rispettivamente sono state scelte dal 52% dei bambini di scuola primaria e dal 45% degli altri, quindi dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, con percentuali in calo probabilmente per l'azione della scuola, che invece non si accorge in genere dell'accezione particolare con il gerundio che si è detto. Cioè, in altre parole, mentre la scuola riesce a correggere, tra virgolette, il cosiddetto accusativo preposizionale e quindi riesce a far capire meglio ai ragazzi che chiama a Mario è un uso regionale, questo stesso risultato non lo si ottiene nel far acquisire ai ragazzi la consapevolezza sull'uso regionale del gerundio. Si tratta, come dice la Lavinio, di dati panregionali, cioè diffusi su tutto il territorio regionale, che mostrano una notevole uniformità tra le varie zone dell'isola nelle percentuali di risposte che preferiscono le forme regionali, con una piccola impennata nelle scuole della provincia di Nuoro. Fa eccezione però in Sardegna la cittadina di Carloforte, dove, come abbiamo già detto, non si parla la lingua sarda, ma un'altra lingua, che è il tabarchino, dove solo circa il 30% dei ragazzi ha optato per le espressioni in italiano regionale sardo. E Lavinio e Lanero evidenziano un dato che è molto interessante, cioè mentre esiste una correlazione tra chi ha scelto le formulazioni con l'accusativo preposizionale, come mamma lo chiamo a Luca, e il livello culturale basso della sua famiglia, dunque sostanzialmente frasi come chiama a Mario sono pronunciate maggiormente da ragazzi e ragazze che fanno parte, che sono cresciute in una famiglia con un livello socioculturale, diciamo, medio-basso. Ebbene, nel caso dell'uso del gerundio, invece, con l'accezione regionale, questa correlazione non emerge. Quindi l'uso del gerundio alla sarda è proprio anche di persone con cultura medio-alta e che sono nate e cresciute in famiglie con condizioni socio-economiche e di istruzione medio-alte. Un altro costrutto che caratterizza l'italiano regionale di Sardegna e in cui avviene, come abbiamo visto per il gerundio, un cambio di soggetto implicito tra la proposizione principale e la proposizione dipendente, è quello che osserviamo nelle proposizioni finali o causali precedute da per più l'infinito o nelle proposizioni completive o oggettive precedute dalla preposizione semplice a
più l'infinito. La Lavinio documenta con alcuni esempi questi usi frequentissimi nell'italiano regionale di Sardegna. Il vecchio mi ferma per fargli l'elemosina. In standard dovremmo dire il vecchio mi ferma perché gli faccia l'elemosina. Nelle proposizioni finali implicite, la regola nell'italiano standard è che il soggetto resti identico a quello della proposizione principale. Quindi, nel nostro caso, invece, il soggetto cambia. Una frase come il vecchio mi ferma per chiedermi l'elemosina, con il soggetto che è lo stesso della principale, nell'italiano standard è ammessa. Una frase invece come il vecchio mi ferma per fargli l'elemosina, cioè con il cambio di soggetto tra la principale e l'implicita finale, e questa invece è regionale. Da dove ci deriva questo costrutto particolare? Ci deriva dal corrispondente costrutto sardo, dove noi, per esempio, nelle varietà meridionali del sardo, diciamo su ecciu mi frimmada podivai sallimusia, se deu chi di depu vai sallimusia, ma su soggetto dessa frasi è su ecciu. La Lavinio ci ricorda anche degli altri esempi, come per esempio mia nonna mi dà una caramella per non piangere, perché io non pianga, vedete anche qui c'è il cambio di soggetto, oppure frequentissima, mamma non vuole ad andare, cioè che io o che tu ci vada. E anche da noi nell'oristanese sentiamo espressioni come babbo non vuole ad andare in bici senza il casco, cioè che io o che tu vada in bici senza il casco e così via. Per quanto concerne qualche altro aspetto morfosintattico del nostro italiano regionale di Sardegna, la professoressa Lavinio ci ricorda l'uso prevalente in Sardegna di cosa o che cosa rispetto a che in apertura di proposizioni interrogative. Per esempio, che cosa fai o cosa fai piuttosto che fai. Ma la professoressa Lavinio ci ricorda anche gli usi anche transitivi di verbi che invece sono intransitivi. E anche se siamo in questo caso ai confini con il lessico, è il caso di segnalare, come ci ricorda la Lavinio, l'uso anche transitivo di verbi come scendere, per esempio scendimi quella scatola da lassù, oppure scendi l'immondezza per cortesia, per portare giù. Verbi come salire, sali la spesa dalla macchina per portare su. Verbi come entrare, entra la mano in tasca per mettere dentro. Uscire, esci la mano dalla tasca per tirar fuori. Dormire, dormi il bambino per far addormentare, ma abbiamo anche dormirsi per addormentarsi. Giocare, gioca il bambino per fai giocare, trastulla il bambino, intrattieni il bambino. Parlare, ho parlato Antonio, telefonare, lo telefono domani per gli telefono domani e così via. Ne abbiamo tantissimi. Sono questi, come ci ricorda la professoressa Lavinio, dei casi analoghi a quelli registrati anche per altre regioni del sud Italia e sono però marcati popolarmente, cioè sono degli usi verbali che sentiamo pronunciati soprattutto da persone con un basso livello di istruzione. Io non aggiungo altro, vi do appuntamento al videoclip successivo che sarà anche l'ultimo di questa serie
E allora, come sempre, a si torrai a vidi un saluto.